Maria. Patrick. Stefano. Indirizzo di studio e materie principali? Liceo linguistico, inglese, francese, tedesco. Liceo scientifico, matematica, scienze, fisica, latino. Amministrazione, finanza e marketing, diritto, economia aziendale e matematica. Costruzione, ambiente e territorio, disegno tecnico, diritto, topografia, chimica e fisica. Qual è la tua materia preferita e perché? È inglese perché adoro l'accento inglese, perché comunque viene parlato in tutto il mondo. Scienze naturali perché è una materia che mi incuriosisce. Diritto, perché mi sarà utile in futuro. Disegno tecnico su computer o AutoCAD perché si impara la progettazione di edifici al PC. Quali sono i vantaggi di una scuola 2.0? L'ELIM perché è possibile cercare informazioni su internet oppure guardare film o documentari senza doversi spostare da una classe all'altra. E usare l'IM e avere gli iPad. Possedere una LIM e degli iPad. Si possono eseguire ricerche in classe, approfondire gli argomenti e salvare gli appunti delle lezioni a PC. 3 motivi per scegliere il Manzini? È una scuola 2.0, gli scambi con l'estero, in particolare Francia e Germania, e è un ambiente familiare sicuro. E non è una scuola molto grande, i professori ti aiutano parecchio e abbiamo gli iPad. È una scuola vicina, piccola, dove ti vogliono bene. Aule attrezzate, professori competenti e un ambiente sereno. Che rapporto hai con i tuoi docenti? Ho un bel rapporto. Ottimi. Un rapporto buono e di fiducia. Collaborazione reciproca. Quali attività extrascolastiche ti offre la scuola? È teatro, corso di cinese, orchestra senza strumenti e squadra di pallavolo. Il corso di cinese, di tedesco e il corso di scherma. Le CDL, che sarebbe la patente europea del computer, e il corso AutoCAD. AutoCAD, orchestra senza strumenti e CDL. Si può considerare il Manzini come una grande famiglia? Sì. Assolutamente sì. Naturalmente. Sì. Fai un breve spot per convincere gli alunni di terza media a iscriversi al tuo indirizzo. Iscrivetevi perché sono veramente poche le scuole che offrono queste possibilità e sono sicura che vi troverete bene. Se non avete ricevuto la lettera da Hogwarts, venite al Manzini. Non ragionate come dei pini e venite al Manzini. Se al Manzini verrete, non ve ne pentirete. Fai una faccia da Manzini. Bye bye! Nome? Anna Monai. Paola Spagnolo. David Asquini. Paolo Pattuti. Che materia insegna e in quale corso? Inglese e letteratura inglese al corso linguistico. Economia aziendale al corso amministrazione, finanza e marketing. Latino, italiano e geostoria al liceo scientifico. Insegno quello che so, cioè fondamentalmente italiano e storia, un po' di cose sulla vita e sul mondo, corso geometri, cioè CAT. 3 motivi per scegliere questo istituto? L'istituto del territorio è a misura di studente e offre a tutti i corsi tecnologia all'avanguardia. Il Manzini ha il vantaggio di avere dimensione a misura d'uomo che facilitano i rapporti e le relazioni tra gli studenti e gli insegnanti. La dotazione della scuola in termini di laboratori è veramente completa e non essendovi tante classi è a disposizione di tutti. E tutta la scuola si trova in un unico edificio senza succursali, completamente a norma, bello, luminoso, pulito e ben tenuto. La qualità della scuola, la tecnologia 2.0 e l'organizzazione generale della scuola stessa. Beh, la preparazione finale che viene garantita, che è molto buona, il fatto che ci sia un rapporto equilibrato fra confidenza e professionalità fra studenti e docenti, è un istituto che è molto moderno e sa stare al passo con i tempi. 3 motivi per scegliere questo corso? Beh, passare da un codice linguistico a un altro è un allenamento per la mente e lo richiedono il mondo del lavoro e della ricerca e offre comunque un numero equamente distribuito di materie scientifiche e letterarie. Diritto ed economia. In un mondo sempre più complesso come quello attuale, basato sull'economia, sulla politica, sulla finanza, è importantissimo avere nozioni di diritto ed economia. Economia aziendale. Solo studiando l'economia aziendale si può conoscere il funzionamento e l'organizzazione di un'azienda per poi lavorarvi. La seconda lingua straniera, in un mondo globalizzato, è una vera necessità saper comunicare in più lingue e solo il corso amministrazione, finanza e marketing e il liceo linguistico studia più di una lingua oltre all'inglese. Una preparazione globale, un mix tra materie scientifiche e materie umanistiche e infine la possibilità di scegliere qualsiasi indirizzo universitario.
alla fine dei 5 anni sei veramente un geometra, non come da altre parti. Direi che sei pronto ad affrontare le materie, i corsi universitari afferenti al corso di geometra, e poi il fatto che è un corso che si sta modernizzando e si sta evolvendo in maniera molto positiva. Vantaggi della tecnologia 2.0? È il mondo a portata di un clic. Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM. Trovo sia una grande invenzione, come trovarsi un'aula multimediale tutte le ore di lezione senza mai spostarsi dall'aula. Usiamo l'ebook, cioè i libri elettronici, poi gli iPad o i tablet in classe e infine le LIM per le lezioni multimediali. È una tecnologia che, se ben usata, apre la scuola al mondo e quindi la fa diventare veramente una scuola come dovrebbe essere. Perché uno studente dovrebbe iscriversi al Manzini? Perché è una bella scuola. Perché ci sono 4 corsi, 2 licei e 2 istituti tecnici ed è una scuola dove c'è posto per tutti. Le dotazioni del corso sono a disposizione di tutti gli altri e quindi ci sono molte attività extrascolastiche. Direi che la diversità dei corsi è la ricchezza della scuola. Perché ci sono dei docenti preparati, moltissimi laboratori per la ricerca e soprattutto un numero moderato di allievi in tutte le classi. Perché l'ambiente del Manzini è un ambiente che permette una relazione costruttiva, educativa fra studenti e docenti, e poi perché la professionalità e le motivazioni del corpo docente qui sono davvero importanti e significative. Quale rapporto ha con gli studenti? Buono, spero. Buono, direi ottimo. Beh, direi ottimo. Di amichevole e paterna autorevolezza. Le piace insegnare al Manzini? Ovviamente sì. Moltissimo. Beh, decisamente sì. Moltissimo, è un ambiente che stimola molto e che permette al docente di manifestare le proprie capacità e di ricevere molto dagli studenti. Bello. Faccia una faccia da Manzini?